dell'istituzione Palio dei Normanni sono risultati essere la gente del quartiere Canali che ha come suoi figli migliori scelte. Adesso i cavalieri del quartiere Canali si porteranno presso Ruggero per ricevere il vessillo di Maria. Aspetta. Un minuto. Sì, allora consegniamo prima il vessillo e poi il sindaco. E allora il conte Ruggero consegna al quartiere Canali, vincitore della 65esima edizione del Palio 2020. Auguri! Squillino le trombe. Fermi, lasciategli il mantello a Ruggero. Tenetelo, guarda qua, Pilota, tienilo da sotto. Fermi, che il sindaco vi consegna il drappo. Vai, sindaco. Adesso il sindaco della città consegna il drappo che è stato allestito per l'edizione 2020. Adesso, come da consuetudine, al piccolo trotto il quartiere vincente farà il giro del campo. Mi comunicano, il comandante accompagna il quartiere che effettuerà il giro del campo. Adesso comunichiamo la graduatoria e l'ordine dei quartieri. Squillino le trombe e rullano i tamburi. Appena visto questo passaggio del vessillo di Maria Santissima delle Vittorie, che per un intero anno sarà esposto e messo all'interno di quella che è la chiesa madre del quartiere Canali, ed ancora il drappo della città consegnato direttamente dal sindaco. 226 punti il punteggio finale. Ascoltiamo il punteggio finale dei quartieri. Terzo classificato quartiere Montemira con 176. Scusate, il terzo quartiere è il quartiere Castellina con 194 punti,5, e il quarto quartiere è il quartiere Montemira con 176. Particolari come Cateno. Senti, un commento. Si è appena conclusa alla grande. Da 10 anni non vinceva il quartiere Canali e
e veramente dopo 10 anni il quartiere Canali riporta la vittoria a casa. Credo che è un segnale molto grande, oltre poi le critiche e tutto quello che c'è stato. Il palio dei Normanni è questo. Chi critica, speriamo che il prossimo anno si presenti qui a fare la manifestazione. Sono le 12:30 e siamo ancora qui. Noi ci siamo, grazie, buon lavoro, e noi ci avviciniamo qui. Un attimo di attenzione, perché non può esserci Quintana senza un miglior, ovviamente, cavaliere. Questa sera 2 cavalieri si sono contraddistinti su tutti gli altri. Si è verificato un ex equo. I 2 cavalieri in questione sono Giuseppe Arancio del quartiere Canali e il cavaliere Calogero Stivala del quartiere Monte. Allora, pur avendo totalizzato lo stesso punteggio, la giuria ha voluto premiare ulteriormente il cavaliere Arancio Giuseppe, applicando e destinando a lui il premio della giuria, quindi premio come miglior cavaliere Nino Vullo. Nello stesso tempo il cavaliere Calogero Cursale ottiene il riconoscimento di miglior cavaliere. Calogero Stivala, scusate. Avete sentito, questo è la nomina dei cavalieri che si sono distinti nel corso di questo palio, di questa giostra. Noi fra poco intervisteremo naturalmente i protagonisti del quartiere Canali, i protagonisti che sono proprio i cavalieri giostranti. Guardate l'emozione fra di loro com'è forte, e qui tengono tra le mani quello che è il segno della città e il vessillo di Maria Santissima delle Vittorie. Io l'ho detto, l'ultima volta che avevano vinto... Anche con grande bellezza e forza, sentite anche quanto... E adesso, prima della premiazione, quanto è bello anche da parte degli altri, dei presidenti degli altri quartieri, sentire i complimenti a chi vince l'edizione 2020 della giostra. Metto da parte per un minuto il buonismo, devo dire un po' di amarezza e delusione c'è, no? Però devo dire lo hanno meritato, ritengo che è stato un palio veramente all'insegna, veramente bellissimo, meraviglioso, fino all'ultimo, tutti e 4 quartieri. Voglio dire, porto un esempio, noi che potevamo essere primi, potevamo arrivare addirittura, così come per fare felice lo speaker, addirittura a quarti, quell'errore. Però poi voglio dire invece, questo a dimostrazione che è stato combattuto, però sono stati bravi, la mia era una battuta, però bravi, lo hanno meritato. Bravi il Casalotto che hanno stupito tutti, il quartiere Castellina forse un po' l'emozione del pronostico, però un po'. Grazie Massimo, andiamo a vedere i migliori cavalieri. Il premio anche della giuria per comportamento, per portamento, e quindi ti consegno il premio giuria Nino Vullo. Battuta veloce per chi ha seguito l'intera diretta. Grande emozione, questa vittoria la dedico a tutti i miei compagni e a tutto il quartiere, perché ha 10 anni che noi non vinciamo e l'anno scorso per molta sfortuna l'abbiamo perso, ma quest'anno ce lo siamo ripresi con molto merito. Meritatissimo dunque, grazie. Prego, grazie. prego. E adesso vediamo un attimino di riuscire a sentire Dino Vullo, allora, coordinatore generale. Con la stessa gioia
consegno il premio di miglior cavaliere a Calogero Stivala. Bravo Calogero! Ed anche per Calogero Stivana, vi metto qui tra Dino e Calogero, una battuta per gli amici. Allora, volevo ringraziare innanzitutto a tutti e soprattutto anche alla mia squadra che abbiamo fatto un bellissimo palio. Si è contraddistinto tra i migliori e chi vinca è sempre il migliore. È un gioco e bisogna giocare. Forza Canali. Forza Canali, forza tutti i quartieri. Dino, si chiude questa bellissima edizione, molto forte, molto sentita, molto passionale. E hai avuto questo ruolo che è quello di coordinatore generale. Mi piacerebbe che, così come abbiamo iniziato con una tua intervista e con una tua intervista, ci piacerebbe chiudere questo racconto. Allora, abbiamo qualche altro piccolo premio da dare, adesso lo daremo, però credo di poter dire senza timore di essere smentito che tutto si è svolto nel migliore dei modi, con compostezza, con rispetto delle regole, con un'educazione e un'attenzione ai particolari che sono stati veramente magistrali. Quindi non posso che ringraziare tutto il mio gruppo di coordinamento, i 4 presidenti dei quartieri, l'amministrazione tutta certamente e tutti coloro che si sono spesi. Un ringraziamento speciale quest'anno lo voglio dedicare alla mia giuria, voluta fortemente da il presidente Carmelo Anzaldi, che ormai da 3 anni a questa parte ci accompagna in questo viaggio, mio carissimo amico nonché mio braccio destro in questa manifestazione Enzo Calcagno, e un ulteriore grandissimo amico Michelangelo Calì, anche lui veterano del palio, e quindi siamo estremamente contenti che tutto si sia svolto nel migliore dei modi. Grazie, complimenti. Noi immediatamente vogliamo cogliere proprio l'occasione per intervistare i giurati. C'è grande lavoro all'interno del palio, all'interno della giostra, grande attenzione. Sì, perché c'è un regolamento di 52 articoli che bisogna attenzionare e ci sono molte penalità da attribuire ai cavalieri qualora dovessero comportarsi in modo non esatto, e quindi un lavoro duro. Un lavoro duro, sempre però una buona, sana competizione, devo dire, fra i cavalieri. Assolutamente sì, sono stati molto bravi, noi siamo stati anche molto bravi. Abbiamo chiuso un occhio laddove si poteva, però sono stati veramente molto preparati. Complimenti ai quartieri dei Canali. Difficile quest'anno la valutazione, il gioco dei cavalieri? No, devo dire di no, perché io da cavaliere da più di 20 anni ormai già sapevo più o meno dove il cavaliere poteva sbagliare o meno. Tra l'altro si è svolta, nel migliore dei modi quest'anno. Grazie per il vostro lavoro, grazie. E continuiamo ancora, noi vorremmo riuscire un attimino ad andare fra i vincitori ed anche una battuta con, scusate, chi ha dettato la parte tecnica, cioè nel senso, sei riuscito Alessandro Giunta a dare quella forza prima della partenza di ogni cavaliere. Sì, è determinante incitare tutti i cavalieri perché altrimenti il palio diventa noioso, e quindi dare quel senso di competizione sportiva, quell'accento proprio marcato ai cavalieri è importante per dare un po' di pepe al palio, che ogni anno si sta dimostrando sempre più interessante e affascinante. Grazie. E stiamo continuando con le premiazioni. Seguiamo un attimino la premiazione. Un'altra targa va al quartiere Monte, che oggi mi ha fatto soffrire, quindi a Filippo Rausa.
No, un attimo, perché così sentiamo un attimino. Tutto sommato siamo felici. Siamo felici perché ha vinto il quartiere che è nostro amico, quindi il quartiere Canali. Noi continuiamo a mantenere il primato di essere i primi in classifica con 22 titoli, per cui meglio di così non poteva andare stasera. Ci consoliamo così. Daniele Tornetta. Complimenti al quartiere Casalotto. E io mi sposto un attimo anche per una battuta, mi intrometto nella consegna delle targhe ai presidenti dei quartieri. Un commento a vivo su questa edizione 2020? Allora, serata bellissima, palio molto combattuto fino alla fine, adrenalina a massimi livelli. Però è giusto dare merito ai Canali, anche se per poco con quei 5 punti, però ci sta, hanno vinto meritatamente, bravi Canali, bravi. Sportivamente? Il presidente del quartiere Canali, vincitore di questa edizione, il presidente Arena che quest'anno ha fatto il jolly, Conte Ruggero, presidente. Posso darti, a nome dell'amministrazione comunale, la targa ricordo di questa edizione. Un attimo, diamo subito un commento a caldo agli amici che stanno seguendo la diretta. Quest'anno, direi che meglio di così, un gran Conte Ruggero che riceve la targa come presidente del quartiere, ma soprattutto come grande vincitore di questa edizione 2020. Sì, ho avuto anche questo onore, oltre a fare un ruolo importante che è stato sempre un mio desiderio, siamo riusciti anche, io ho avuto anche il piacere di consegnare il vessillo di Maria Santissima delle Vittorie al mio stesso quartiere. E poi devo aggiungere, purtroppo dovrò mantenere la promessa. Perché c'è stata una promessa fatta ai cavalieri. Stasera gli faccio fare il bagno in piscina e poi là si vedrà. Va bene, va bene. E noi seguiamo adesso. Anche ringraziare. Ci spostiamo. Sì. Da parte dell'amministrazione comunale. Ed ecco qui come si festeggia all'interno del quartiere Canali, che quest'anno si aggiudica il vessillo di Maria Santissima delle Vittorie. Il quartiere Canali, vincitore di questa edizione 2020. Proprio questa mattina avevamo fatto tutti insieme un brindisi, che era il brindisi dei cavalieri con tutti i quartieri. Oggi invece il quartiere Canali vince questa edizione. Felici? Felicissimo, felicissimo, ma queste vittorie le dedichiamo al nostro presidente noi, perché lui se lo merita, perché crede nel palio. Dedicato a tutti, ma permettetemi anche di chiudere in questo modo, perché questo è anche il palio dell'innovazione, il palio giovane dedicato ai giovani, perché è a loro che dobbiamo insegnare la cultura della tradizione, perché questo, il racconto che quest'anno abbiamo voluto restituire in questa 65esima edizione del palio. E quindi una battuta e un saluto a tutti gli amici che hanno seguito la diretta. Ciao a tutti, sono il paggetto dei Canali. E siamo felici di aver vinto il palio. Ecco, e siamo felici, complimenti, ecco qui arriva anche, ecco qui la targa. Allora facciamoci una foto. Consegnata, ci sono le foto, ci sono i giurati. C'è tanta forza, tanta allegria. Ma vogliamo fare un saluto per chiudere felicemente
E a questo punto permettetemi anche di aggiungere gli altri protagonisti, un saluto generale a chi ha seguito la diretta, un palio assolutamente straordinario. Vogliamo salutare in qualche modo? C'è un motto particolare, Dino? C'è un Salvatore? Ma il motto particolare non c'è, posso dire che sono estremamente felice per come si sta svolto tutto. L'unica cosa che posso dire adesso è viva i canali, forza canali e viva il palio! Viva il palio! Viva la tradizione, viva la cultura, viva noi, continuiamo, c'è la premiazione ufficiale degli altri quartieri, continuiamo a seguire quella che è l'assegnazione. Io nel frattempo mi sposto da questa parte perché abbiamo i 3 fondatori di Io Compro Siciliano, perché in questa edizione partner ufficiale Io Compro Siciliano. Il primo grande evento, come abbiamo vissuto questa avventura in una città che è veramente molto bella, che è Piazza Armerina. Assolutamente emozionante, è stato bellissimo, un'esperienza unica. Facciamo i complimenti al quartiere che ha vinto, ma complimenti all'organizzazione e alla tradizione, alla forte identità di questo evento che da 65 anni cresce sempre di più. Complimenti all'amministrazione che ha permesso questa edizione con forza.